Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme ad Inicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affiliate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su inicri.com. La TechFind si occupa di distribuzione industriale e consulenza tecnica specialistica nei settori chimico e petrolchimico, impianti di produzione energia, impianti alimentari, acquedottistica e depurazione. Nella TechFind troverete un partner esperto e un broker industriale competitivo ed affidabile. La TechFind potrà esservi utile nell'approvvigionamento di filtri, pompe, strumentazione industriale, valvole e in generale di qualsiasi apparecchiatura industriale. TechFind. You search for tech, we find. Buonasera a tutti, buona domenica a tutti, bentornati in diretta a nuovo approfondimento, nuova puntata della domenica di 131, il contenitore sportivo del weekend, la trasmissione che, come ben sapete, va in onda sia in streaming che sul digitale terrestre, canale 88, e su televisione live, poi 131, diretta sport, UTG, insomma, come sempre la solita sinergia per quanto riguarda il racconto dello sport sardo, e anche questo weekend sono tante cose da raccontare, come al solito non sono da solo, con me c'è Roberto Pinna. Ciao Roby, bentornato. Ciao ragazzi. Un weekend insomma intenso, lo abbiamo definito così perché insomma c'è chi ride, c'è chi piange, c'è chi resta insomma un po' così, ce n'è un po' per tutti, diciamo, caro Roberto, perché il weekend che si è aperto ieri sul fronte calcistico con la vittoria importante, preziosissima, andremo poi a vedere sia le immagini che la classifica dell'Olbia di Roberto Occhiuzzi, quinto successo, cioè quinto risultato utile consecutivo per i bianchi di Gallura, vittoria preziosa 0-1 in casa del Gubbio con il rigore del solito Daniele Ragazzu. Per quanto riguarda invece la Serie B, oggi ha giocato il Cagliari di Ranieri, il quarto pareggio di fila, ma sicuramente con un sapore ben diverso per i rossoblù, 1-1 contro il Brescia, un pareggio che sa davvero tanto di sconfitta per il Cagliari di Claudio Ranieri, ma sconfitta vera e propria invece è stata quella, caro Roberto, che hai visto tu al Vanisan della Torres contro il Pontedera di Max Canzi, che per l'ennesima volta, mi verrebbe a dire, non ha fatto un favore alle squadre sarde, così come era successo già in tutta questa prima parte di stagione. Poi in Serie B e nel basket, insomma, andremo a vedere dopo. Ti chiedo subito, insomma, prima di andare a parlare di Serie C, ecco, come hai vissuto, hai fatto un po' ieri il basket con la Dinamo, la bella vittoria contro Venezia. Oggi invece Torres sconfitta a Pontedera. Se ci dovessimo fermare un po' sul momento sportivo di Sassari, insomma, davvero montagne russe emozionali, mi verrebbe da dire. Sì, si è girata la frittata. Presente quando per fare la frittata a un certo punto devi girarla, ecco, sembrava la parte scotta, quella della Dinamo fino a qualche settimana fa, quella più saporita, quella dedicata alla Torres, e invece ora si è rigirata la frittata, perché la Dinamo sembra essere proiettata verso un finale di stagione diverso, una bella prova di maturità. Ieri l'abbiamo raccontato, a un certo punto, con tutto il palazzetto che ha spinto dietro, le tante scelte arbitrali contestate, alcune anche oggettivamente rivedibili, ma poi io non sono nessuno per dirlo, perché il gioco c'è chi sicuramente lo sa meglio di noi, però detto questo è stata una bella prova di solidità per la squadra di Bucchi, chi invece ci sta piano piano e in maniera anche probabilmente sempre più rapida sgretolando è la Torres di Stefano Sottili, una Torres che anche oggi ha perso il derby, forse ha tolto il velo dei vari alibi a questa rosa. Le alibi di stagione, il vero problema è che non riesce a portare a casa dei punti. E lo andiamo a vedere, caro Roberto, iniziando con la nostra analisi appunto della Serie C, una corposa analisi ovviamente tra Torres Pontedera e Gubbio Olbia, andando come sempre
con il nostro Marcello Mura in regia a guardare il cartello dei risultati della terza giornata, la sconfitta di Valnisanna della Torres in casa contro il Pontedera, stesso risultato ma che arride invece all'Olbia, che ha vinto in trasferta di misura contro il Gubbio, poi andando avanti ancora il 3-1 della Carrarese contro il Rimini, 2-2 del Cesena, che insomma per larghi tratti di match era addirittura sotto contro il Montevarchi, quindi pareggio che fa perdere un po' di terreno ulteriore alla squadra di Toscano in vista della vetta della classifica, dove continua sotto la Reggiana il buon momento della Virtus Entella, che ha battuto 3-1 il Fiorenzuola, 0-0 tra Imolese e Fermana, 1-1 tra Lucchese e Ancona, 1-2 vittoria anche in questo caso importante dell'Alessandria contro la Recanatese, 1-1 pareggio tra Sonnoto Tavarnelle e Siena, poi una netta sconfitta della Vispesaro contro la capolista Reggiana. Questa è la classifica del girone B di Serie C, comanda appunto la Reggiana di Modiana con 68 punti, 62 per la Virtus Entella, 59 per il Cesena, poi si stacca, c'è questa frazione importante in classifica con i 50 punti dell'Ancona, 49 della Carrarese, mi verrebbe da dire anche 45 di Gubbio e Pontedera, poi ancora un'altra frazione con Siena, Lucchese, Rimini, Fiorenzuola e Fermana, e poi insomma le squadre che iniziano che continuano in realtà a soffrire, tra cui anche la Torres di Stefano Sottili, che come vedete 33 punti, così come la Recanatese, ma solo i 2 punti di vantaggio su San Donato, Tavarnelle e Olbia, che in questo momento sarebbe l'ultima squadra a fare i play-out, anche se con i 9 punti di distanza rispetto all'Imolese l'Olbia sarebbe salva in questo momento. 30 punti per la Vispesaro, 29 per l'Alessandria, 22 punti per l'Imolese, 21 per il Montevarchi. Roby, questa è la classifica, abbiamo visto i risultati, insomma davvero questa doppia sconfitta, mi viene a dire, di fila della Torres, prima con appunto nel derby con l'Olbia e poi oggi contro il Pontedera, non so se apra una crisi in casa Torres, nel senso che probabilmente era già aperta la prima. Era già aperta, il risultato di vittoria contro l'Alessandria aveva fatto forse nascosto un po' di polvere sotto il tappeto, perché poi paradossalmente la partita contro l'Alessandria e la gara della Torres di Sottili, anche tu se non ricordo male l'Alessandria ha sofferto di più, l'Alessandria ha avuto almeno 3-4 per magari vincerla in un altro caso quella partita. Io credo che la corsa della Torres, un po' come sarà anche quella dell'Olbia, sarà nel cercare di staccare il più possibile le ultime 2 e le ultime 3, in modo tale che i play-out siano il più corto possibile e magari entrambe si salvano così direttamente senza dover passare dalla fase a eliminazione diretta. Detto che, e poi a breve andremo a vedere le mie, la situazione più che altro in quelle che erano le sue certezze, ovvero la costruzione offensiva, ha tantissimi giocatori fuori, ci arriva forse nel momento più complicato dal punto di vista dell'infermeria, le sfide chiave di questa stagione, ha un calendario difficilissimo, già la prossima secondo me in trasferta con l'Aquila Montevarchi è uno scontro dietro salvezza, è come se la Torres dovesse fare un play-out, scusatemi, sabato prossimo, perché se non vinci quella forse i fantasmi diventano veramente incubi presenti nel costante e questa squadra deve dare una risposta. Tanti errori difensivi, vedrete anche oggi il gol preso da Catanese, praticamente che ha staccato da solo in mezzo ai 2 centrali sull'ennesimo cross che ha portato a un gol per gli avversari. Ha faticato tanto Girgi nel primo tempo nel chiudere su peli, di base davvero una Torres che ha una buona costruzione, perché anche oggi ha creato qualcosina, è troppo fragile. Purtroppo nella Serie C conta più la testa dei piedi della classe di quant'altro. O ti chiami Daniele Ragazzu oppure devi essere un grande operaio. E alla Torres forse serve un po' di spirito operaio, di forza di rimborcarsi le maniche, di sporcarsi anche la maglia per andare a prendersi un risultato che sarebbe comunque sia importantissimo in un contesto ambientale non semplice, perché oggi il Vannissanna ha fischiato a fine primo tempo, a fine partita, ha contestato, ha fatto cori contro la squadra, ha invitato i giocatori a togliere i famosi attributi, a andare a lavorare, non è facile. Sicuramente non è facile il momento che sta vivendo la Torres, ma prima di andare a sentire poi le parole anche dei protagonisti e di commentare quello che è successo, andiamo a vederci come al solito gli highlights della sfida del Vannissanna tra Torres e Pontedera.
Ecco, abbiamo visto le principali emozioni di Torres Pontedera. Roby, insomma, ti dico la verità, nel curare gli highlights è stato anche complicato trovare tante azioni degne di nota, ma mi verrebbe da dire subito vorrei andare a commentare l'episodio che secondo me poi ha cambiato un po' la partita, no? Cioè quell'espulsione, prima l'espulsione di Ladinetti, abbastanza controversa, visto che dal replay si vede che il fallo in realtà lo fa un altro giocatore, poi il doppio giallo a Urso praticamente subito. Insomma, raccontaci un po' quello che è successo. Ma è successo che di fatto la Torres aveva intrapreso la gara sui binari della ripartenza verso Ruocco e il Pontedera dell'allargamento del gioco verso Peli, ed eccolo qua. Questa è la difficoltà anche per la difesa della Torres per bloccare il numero 5 che mette in mezzo e arriva il gol facile era Catanese. Questo era, diciamo, mi verrebbe da dire. Non solo il gol. Il cross è facile, Girgi praticamente è da Metto non comunica. La controlla. Girgi e D'Ametto non comunicano e di fatto poi c'è questo errore qua, però non tutti poi riescono a capirlo. Però detto questo, c'è stato quell'episodio, eccolo qua, in questa situazione. Prima Ruocco chiede un rigore, che ci poteva anche stare forse perché Marcandalli interviene un pochino in ritardo sul piede, poi c'è questa ripartenza, si protesta, eccolo qui Masala, arriva e specie, in realtà non c'entra niente, Ladinetti sta semplicemente litigando con Masala, il quarto uomo è lì e anche l'assistente, però vedono il fallo di Ladinetti che viene poi espulso. In questa situazione Urso era già stato ammonito, perché poi viene ammonito Masala, aveva preso un giallo per proteste qualche istante prima di questa situazione. 5 minuti dopo, palla persa da D'Ametto, Urso fa fallo in contropiede a 80 metri dalla porta di Garau, eccolo qua, secondo giallo, espulsione. La Torre si è riuscita a gestire 5 minuti di superiorità numerica, che erano poi l'unico modo, secondo me, per una squadra in difficoltà di cambiare inerzia alla partita, tant'è vero che poi, come vedi, questo è il tiro di Cioffi, in generale ha rischiato la Torres, non ha solo proposto in parità numerica. Sì, tra l'altro, se non erro, è la seconda espulsione per doppio giallo di Urso, sì, da quando è arrivato. Assolutamente sì, era già successo a Pesaro, vi ricorderete, in trasferta, la prima partita, tra l'altro, dopo l'arrivo nel calciomercato invernale per il centrale, il play. Ha detto che stava facendo anche una gran partita Urso, era forse l'uomo più in palla della Torres fino a quel momento. E il problema principale è che ora andrei a Montevarchi senza porsi i soliti attaccanti, non lo so, perché poi il report dell'infermeria della Torres è sempre difficile da capire. Ieri Sottili ha detto che non recuperava nessuno, oggi c'erano sia Scotto che Ruocco, quindi solo la formazione della domenica, visto che la Torres non dà i convocati, è realistica, il resto è un po' tutto gioco, diciamo, di strategia. Che fino a qui non è che stia pagando più di tanto, però comunque sia potrebbe essere anche questo in settimana. Però non hai Urso, non hai Masala, e chissà se recupererai qualcuno tra Diakité e Scapini. Mio parere personale, Diakité è l'uomo salvezza di questa Torres. Se non lo recupera il prima possibile la Torres, ed è un mesetto che lui deve stare fuori, esatto, quello volevo dire. Diventa veramente difficile. Oggi si è rivisto Gigi Scotto, gli va solo detto bravo, perché forse Gigi è al 10%, esagerando. Vederlo zampettare, perché per chi lo conosce bene non è neanche correre quello, per quanto è un giocatore di intensità, no? Scotto, chi lo conosce sa che è al 10%, che sta giocando sul dolore, e addirittura oggi su punizione ha anche rischiato, di quell'occasione là che avete visto, di portare la Torres al pareggio, però serve qualcosa di più. Serve qualcosa di più. Andrei a sentire le parole di Stefano Sottili in conferenza stampa, in sala stampa, dopo la partita, perché insomma chiaramente il momento è davvero duro per questa Torres, che ha visto erodersi nell'ultimo periodo il vantaggio, la sicurezza, no, di punti che si era costruita nella parte iniziale, direi anche di nuovo anno, cioè da quando c'era stato anche il cambio in panchina, ma che nell'ultimo periodo, tra appunto il famoso virus gastrointestinale, gli infortuni muscolari o non solo, insomma qualche infortunio di troppo, stanno chiaramente falcidiando il rossoblu, e di fatto anche poi le scelte dello stesso Sottili, che probabilmente è costretto ogni domenica a capire un po', a inventarsi la formazione. Andiamolo a sentire Stefano Sottili.
Mister, nuova sconfitta dopo il derby, sicuramente un 1-0 subito dal Pontedera che è duro da mandare giù vista la classifica. Sì, è duro da mandare giù per la classifica, per come è venuto, perché obiettivamente per quello visto in campo non meritavamo certo la sconfitta. Di sicuro potevamo fare meglio, soprattutto nell'episodio che ha portato all'espulsione di Ursula. Su un errore nostro in possesso palla, sinceramente un ragazzo con l'esperienza di Francesco, sapendo che era stato ammonito, in quel momento lì, così lontani dalla porta, non era un'occasione da rete, era una ripartenza, ma così lontani dalla porta doveva avere la lucidità di neanche far finta di avvicinarsi all'avversario, cioè proprio di disinteressarsi dell'avversario, andare a correre verso la propria porta e basta. Così non è stato e immediatamente è tornata in parità la situazione numerica, perdendo noi in quel momento, essendo sotto, forse il giocatore in mezzo al campo con più qualità e perdendo quindi la possibilità di una qualità di verticalizzazione, una qualità di proprietà di palleggio che in quel momento ci avrebbe fatto molto comodo. Ecco, parla di una mancanza di proprietà di palleggio che avrebbe fatto comodo il buon Stefano Sottili, però chiaramente, insomma, al di là dell'espulsione poco furba, mi viene da dire, insomma, di Urso, nel senso una gestione rivedibile del doppio cartellino giallo in così pochi minuti, quello che dicevamo prima, no? L'altra cosa che ha colpito è il fatto che questa difesa della Torres, che inizialmente insomma sembrava essere, ma la Torres segnava poco, però almeno in difesa reggeva abbastanza bene l'urto nei confronti degli avversari, in quest'ultimo periodo l'abbiamo visto contro l'Olbia, lo abbiamo rivisto anche oggi, cioè secondo me al di là del salto di Catanese a centro area solissimo, la cosa che veramente è difficile anche da comprendere è come è possibile che tra Girgi e Peli, se non sbaglio, che è l'autore dell'assist, no, ma ci sia così tanto spazio. La domanda vera è che il gol è arrivato al 30° e che Peli aveva già messo 3 palloni identici. Su uno ha anticipato tutti i Fabriani mandando in angolo, su un altro Benedetti ha lisciato proprio davanti a Garau, lisciato, panata via, sull'altro ha crossato male Peli. Ecco, se Peli arriva 3 volte da solo indisturbato dopo 30 minuti e alla quarta riesce a far fare gol a Catanese, e lì è un problema che non è solo le assenze, lì è un problema di mentalità e di attenzione. Quindi partendo dallo staff tecnico che non è riuscito a leggere quella situazione, ai giocatori che non parlano evidentemente bene tra di loro, perché come piace dire tanto a Giampiero Marras, che sembra quasi una parola brutta, però chiamatevi l'accoppiamento, dice Giampiero, che è una roba che ti chiamava sempre l'allenatore quando giocavi in allievi, no? In giovanisti, cioè io prendo quell'uomo lì, tu vai scali su quello, che è banale, però paradossalmente guardando la situazione su Peli, che ha 10 metri, 12 metri per riuscire a fare un cross, se ci riesce per mezz'ora vuol dire che qualcosa non va. Non so cos'è questo qualcosa che non va, ti dico però che guardando tutte le squadre a livello mentale, secondo me la Torres è una di quelle più in crisi a livello proprio di questo girone del B della Serie C, e in ottica salvezza quando poi arrivi a giocarti la vita conta molto. Tra l'altro poi si batte sempre che la Torres concede poco, però la Serie C è un campionato dove mediamente fai 3 tiri in porta a partita, a meno che proprio non sia la Reggiana o la Virtus Entella che chiudono le partite 3-0, 2-0, il Catanzaro. Esatto, o il Catanzaro, però di media in questo girone B le squadre che si devono salvare fanno 2-3 tiri in porta. Quindi se tu concedi comunque 2 o 3 tiri in porta, di questi 2 o 3 tiri in porta 2 sono liberi proprio con lo specchio, cioè Catanese ha avuto anche il tempo di piazzarla il più lontano possibile dove Garau non potesse arrivare, e quindi anche la qualità di quello che concedi che va vista e non solo la quantità. Prima di sentire le parole di Max Canzi andiamo a sentire le parole invece di Gigi Scotto, capitano di questa Torres, sì. Oggi come hai detto tu, tornato in campo pur insomma in condizioni di forma fisica appunto ancora da migliorare, per usare un eufemismo, però questo dimostra ancora una volta anche il cuore di Gigi Scotto e quanto ci tenga alla sua Torres. Andiamo a sentire.
Sicuramente non stiamo facendo delle prestazioni alla nostra altezza. La classifica dice che in questo momento non siamo in le acque giuste, ecco, quindi dobbiamo veramente farci un esame di coscienza e dare tutti qualcosa in più, perché questa squadra lo può fare, non giustifichiamoci con le assenze che sono importanti, però tutti noi dobbiamo dare qualcosa in più, tutti. Ecco, bisogna dare qualcosa in più, se bisogna avere anche una mentalità diversa, Gigi, perché siete andati sotto, ci avete provato, avete avuto anche le occasioni per poi magari pareggiarla, però c'è un fattore che avete sfruttato la superiorità numerica per 5 minuti e poi su una palla persa vostra avete pareggiato diciamo, il conto dei rossi. Sì, ti ripeto, dobbiamo migliorare tante cose, lo sappiamo, in questo momento possiamo solo farci un esame di coscienza, comunque promettere che dobbiamo e possiamo fare di più, e poi testa bassa e pedalare forte, molto forte, perché mantenere la categoria è una cosa fondamentale. Ecco, mantenere la categoria è una cosa fondamentale. Giustamente anche lo stadio a fine gara ha fischiato, ha fatto sentire in qualche modo il loro calore, la loro spinta. Bisogna riportare anche la gente dalla parte della Torres. Sì, no, dispiace, perché comunque non avere tutto il pubblico dalla tua parte non è una bella cosa, ecco. Certo è che la soluzione dobbiamo trovarla noi, la risoluzione del problema, e quindi coinvolgere la gente sicuramente con risultati e prestazioni più, con l'ignoranza, ecco, la chiamo così, ci vuole un po' più di ignoranza. Ecco, ci sono 3 parole usate da Gigi Scotto, comunque 3 momenti chiave secondo me di queste parole di Gigi, che sono fondamentali, perché poi ha parlato 2 volte in stagione perché non ha mai giocato Scotto, però secondo me oggi ha dato un segnale forte, ancora più delle parole di Sottili, non me ne voglia il tecnico della Torres. Innanzitutto è il primo che ho sentito in casa Torres dire no, le nostre prestazioni non sono all'altezza di quello che siamo, e soprattutto 2, non guardiamo le assenze, cioè forse l'unico personaggio del mondo Torres che ha avuto il coraggio di dirlo. Secondo me è importante anche non nascondersi, guardarsi in faccia i propri difetti per provare a salvarsi. 3, l'ignoranza che sembra sempre una battuta, no? Quando uno la dice. Se questa squadra fosse stata più ignorante, molto probabilmente avrebbe qualche punto in più, perché con una spazzata in più, con una chiusura diversa, con un pochino più di cinismo, magari sarebbe già salva. Andiamo a sentire adesso invece le parole di Max Canzi, ex allenatore dell'Olbia, ex allenatore del Cagliari Primavera, ex vice anche del Cagliari, insomma un volto ben noto ai nostri telespettatori, ai nostri lettori, allenatore del Pontedera, che già tanti scherzi ha fatto appunto alle sarde in questo campionato. Andiamo. Max Canzi, vittoria per il Pontedera a Sassari, un successo che forse è anche un po' un esame di maturità per la sua squadra, perché siete andati in vantaggio e poi siete stati bravi e fortunati con non incappare, diciamo, nella reazione, nel nervosismo per l'espulsione rimediata. Sì, noi abbiamo bisogno di questa vittoria perché arrivavamo da diverse buone prestazioni, anzi ottime prestazioni che non ci avevano portato punti, quindi eravamo in una fase nella quale dovevamo un po' quagliare e quindi era importante vincere oggi in qualsiasi modo, era importante portare a casa i 3 punti. È stata una partita difficile, una partita di sofferenza, giocata quasi tutta 10 contro 10. A parte un momento in cui siamo stati in qualità numerica, quindi partita che ci dà grande forza, perché credo che il Pontedera non avesse mai vinto a Sassari nella storia, quindi credo che sia una cosa molto bella per noi. Ecco, molto bella per voi, è stata anche una domenica particolare, guardando i risultati, non so ancora nulla. Un successo che comunque sia vi serve quasi come il pane per alimentare, no? Quello che è quasi un'utopia inizio stagione, era un sogno per i playoff. Ma sì, noi è anche una risposta che abbiamo dato a chi anche insomma, purtroppo c'era un ambiente negativo che si stava creando, che non era assolutamente giustificato, che diceva che Pontedera come sempre molla nel girone di ritorno, e insomma credo che oggi si sia dimostrato che all'interno di questa squadra non si molla niente e non molla nessuno. Insomma, non è mollo, Canzi.
Esatto, piccato Max. Sì, perché erano in silenzio stampa di recente, mi spiegava del prepartita. Secondo me a Sassari è arrivato proprio con la voglia di dare una grande risposta alla società, per sua fortuna ci è riuscito. Esatto, chiudiamo il discorso Torres, Roby, se sei d'accordo, andando a sentire un estratto anche delle parole di Gianfranco Zola, novello vicepresidente della Lega Pro, con Matteo Marani, il numero 1 appunto della Lega Pro, prima della partita con il Pontedera, presente insomma allo stadio. Andiamolo a sentire. Sono un po' diviso tra il mio ruolo e quello di aver cominciato qua a Sassari. È stato uno step molto importante nella mia carriera e quindi sono molto legato. Ho visto anche un bel po' di persone che conoscevo molto e mi ha fatto un enorme piacere. Le origini sono sempre un'opportunità importante secondo me per il calcio italiano e questa è la ragione per cui ci siamo imbarcati in questa nuova avventura. Credo che ci siano delle potenzialità enormi in questa Lega e che può veramente fare la differenza non solo per la C ma anche per la B e per la A. Insomma, non so dove è stata fatta l'intervista a Zola, nel tunnel. Ecco, nel tunnel, quindi insomma c'era Tacchetti, insomma, il bello anche della Serie C, delle emozioni di campo, diciamo così. Roby, mettiamo da parte il discorso Torres, che riapriremo al volo al momento di vedere il prossimo turno, per aprire invece il discorso Olbia, vittoria davvero, davvero preziosa dei galluresi contro il Gubbio. Ecco, direi che se da una parte la Torres non riesce a essere compatta, non riesce a essere cinica e solida al punto giusto, direi che l'Olbia invece in quest'ultimo periodo, in questo nuovo anno, in questo 2023, è tutto questo invece, e i punti stanno arrivando e lo si è visto. Andiamo a vedere la sintesi di Gubbio-Olbia 0-1. Ecco, caro Roby, abbiamo visto le poche, va detto, emozioni di Gubbio-Olbia, una partita che va esattamente in linea con quello che dicevi tu prima, no? Cioè di una Serie C dove si fanno 2 o 3 tiri in porta in tutta la partita. Ecco, diciamo che Gubbio-Olbia non ha fatto difetto rispetto a questo tipo di definizione per quanto riguarda appunto la Serie C. È stata forse la replica della vittoria con il Fiorenzuola da parte della banda Occhiuzzi, forse rischiando ancora meno però rispetto a quella volta, perché contro il Fiorenzuola sempre una vittoria arrivata su calcio di rigore di Daniele Ragazzu, ma quella volta il Fiorenzuola fece molto di più rispetto a quello che ha fatto ieri il Gubbio. Va detto che questo rigore è estremamente generoso, perché se si guarda soprattutto da questa inquadratura, ecco, cioè, il tocco non c'è, quindi tendenzialmente insomma il Gubbio ne ha ben donde, diciamo così, di lamentarsi della decisione. È sorto un Gubbio, però poi l'arbitro lo ha dato ugualmente.
Esatto, va detto però, ecco, che insomma l'Olbia in tante altre situazioni in questo campionato era stata in qualche modo beffata anche dalla mala sorte, chissà che in questo periodo si stia riprendendo invece qualcosina che aveva lasciato per strada. Questa è l'altra unica occasione creata dall'Olbia con Daniele Ragazzu, dal solito Daniele Ragazzu, però dicevamo, anche stamattina dicevo io nella ripresa, con un titolo che i tifosi dell'Olbia sono autorizzati a fare ogni tipo di scongiuro, ovviamente, per una vittoria, 3 punti che profumano di salvezza, non tanto per il discorso che facevamo prima, no? dei play-out, stamattina prima che si giocassero le partite di questo pomeriggio, l'Olbia era fuori dalla zona rossa, dalla zona play-out, ed era, tu pensa, dalla 6ª giornata, dallo 0-0 esterno di Fermo contro la Fermana, che l'Olbia non stava fuori dalle ultime posizioni. Dicevamo prima, nelle ultime 10 giornate 16 punti, 5 risultati utili di fila nelle ultime gare, con 3 vittorie, tra l'altro in questi 5 risultati. Abbiamo detto l'aria è cambiata dalle parti del Nespoli ed è evidente. La gara di ieri ha dimostrato che l'Olbia ha imparato dai propri errori, cioè è riuscita a mettere un punto, no? Probabilmente con quel 2-4 interno contro la Fermana di cui abbiamo parlato tempo fa, sia con Emerson che settimana scorsa, ricorderai, con Martin van der Wandt. Hanno messo in casa Olbia, hanno messo un punto, da lì si riparte ed effettivamente si vede, non ci sono stati, nelle ultime partite lo abbiamo visto, non ci sono stati regali, i soliti regali che avevano contraddistinto un po' la stagione dell'Olbia agli attaccanti avversari, anzi il trio di difesa Brignani, Bellodi, Emerson da destra a sinistra, insieme a Sposito, che sta sostituendo bene Gelmi, per quanto poi ieri non sia stato praticamente mai impegnato davvero, però l'Olbia si è ripresa, si sta riprendendo, e un po' quello che dicevi tu, no, Robby, effettivamente a livello anche di mentalità, di morale, l'Olbia è proprio la nemesi della Torres in questo momento, al di là di quelli che sono, come ben sappiamo, la rivalità, di quella che è la rivalità sportiva. Tra l'altro andrei anche a vedere il cartello del prossimo turno, proprio per affrontare il discorso calendario. Come vediamo, l'Olbia gioca in casa al Nespoli contro l'Imolese. Il prossimo turno sarà in trasferta contro il San Donato Tavarnelle. Insomma, 2 partite decisive per la stagione dell'Olbia. Vincerle entrambe vorrebbe dire, non dico al 100% una salvezza anticipata, però comunque sarebbe davvero un segnale importante sia all'ambiente, anche alla tifoseria, alla società, alla squadra, insomma tutto quello che gravita intorno al Nespoli, e anche alle concorrenti dirette per la salvezza, perché intanto appunto vincere contro l'Imolese vorrebbe dire avere, a prescindere da quelli che sono ora i 9 punti di distanza, avere entrambi gli scontri diretti a favore, perché all'andata l'Olbia ha vinto 1-0 con il gol di Contini. Vincere contro il San Donato Tavernelle anche in questo caso vorrebbe dire avere i risultati a favore dopo il pareggio con tanto rammarico dell'andata, per cui insomma diciamo davvero sono 2 partite da non sbagliare per la banda Occhiuzzi. Andiamo a rivedere anche invece il discorso Montevarchi per la Torres, quello che dicevi tu prima, Robby. All'andata la Torres vinse al Vannissanna contro il Montevarchi, un digiuno di vittorie interne che è stato rotto solo 2 domeniche fa con la vittoria sull'Alessandria, però effettivamente è una gara con molte insidie, perché poi Montevarchi ha fatto lo scherzetto ieri. Cioè, oggi, sì, tra l'altro poi apre il trittico, perché poi si giocherà l'infrasettimanale settimana dopo il Montevarchi. Per una squadra in emergenza non è facile, se al trittico ci arrivi con una vittoria, parti con una vittoria, magari diciamo le 3 punti ti fa anche mettere da parte qualche difficoltà atletica che oggettivamente c'è al momento. Assolutamente sì, ovviamente vedremo come andrà anche questa settimana per le 2 squadre sarde, soprattutto vedremo poi il fine settimana cosa riserverà
Come sempre, Robby, questo è il momento di scendere di un gradino, quindi dalla Serie C alla Serie D. Ha vinto solo la Costa Orientale Sarda, però terza vittoria di fila per la squadra di Francesco Loi, che ha fermato in casa la Palmese. Pareggio con tanto rammarico per l'Arzachena contro la capolista Sorrento, quel pareggio che è arrivato soltanto al 96esimo. Due brutte sconfitte invece per il Va Maddalena, fatta 2-1 contro il Nola a Nola, e poi soprattutto per l'Atletico Uri 5-1. Pesante sconfitta contro il Real Monterotondo Scalo. Andiamo a vedere tutte le partite di questa 26esima giornata, quindi 1-1 tra Zacchena e Sorrento, 2-1 tra Costa Orientale Sarda e Palmese, 5-1, davvero pesante, dell'Atletico Uri contro il Monterotondo Scalo, 2-1 la sconfitta anche dell'Ilva Maddalena a Nola. Poi gli altri risultati: 5-0 pesante del Cassino sul Portici. Altra sconfitta pesante che poi rimescola ancora le carte in chiave salvezza della Lupa Frascati in casa contro l'Angri, che ha vinto 2-1, sconfitta anche dell'Aprilia di Mariotti contro la Paganese, che resta in testa alla classifica, 0-1, sconfitta anche della Pomezia contro la Visartena, vittoria preziosa della Casertana 2-3 contro il Tivoli. Questa è la classifica del girone G di Serie D. Comanda la Paganese di nuovo da sola, 53 punti, 2 punti in più rispetto al Sorrento, 46 per la Casertana, 43 per la Palmese, 40 per il Cassino, 39 Lupa Frascati, 36 per l'Arzachena, che vedrai, Roby, no? Insomma, di fatto ha preso un punto alla Lupa Frascati, ma continua ad averne, ne perde 2 di fatto rispetto al Cassino, ultimo posto possibile per la lotta playoff. Andiamo a vedere la parte destra della classifica: 32 punti per la Costa Orientale Sarda, 30 per l'Atletico Uri, invece 26 punti per l'Ilva Maddalena, che se il campionato dovesse finire oggi sarebbe retrocessa in eccellenza. Robby, abbiamo soltanto i gol, te lo dico, abbiamo i gol di Costa Orientale Sarda e Arzachena, quindi andiamoli a vedere prima poi di commentare effettivamente quello che è stata la giornata. Andiamo. Vai. Ecco, abbiamo visto i gol di Costa Orientale Sarda e Zacchena. Vai. La meraviglia è De Mutis che segna e fa il simbolo tutti muti, è veramente bello. Stava aspettando da tempo di fare questa esultanza il buon De Mutis, però insomma, al di là delle battute, il solito immarcescibile Alessandro Cadau, che insomma regala col gol del vantaggio che stiamo rivedendo, insomma ha regalato il vantaggio piccolina alla Palmese, come diresti. Sì, perché effettivamente poi corona una grande azione corale a dimostrazione
anche del fatto che effettivamente poi con i risultati questa squadra, questa Costa Orientale Sarda si stia riprendendo dopo il momento di crisi, ma insomma sia una rosa che con quella posizione in classifica davvero c'ha poco a che fare. Essere riusciti a insomma in qualche modo a rintuzzare poi gli attacchi anche della Palmese, è stata una bella partita. Qua il solito gol su rigore di Galdean, che adesso non ne sono sicuro, ma credo che abbia segnato a tutte le sarde tra andata e ritorno. Sicuramente aveva segnato anche nella partita d'andata sempre su rigore, però insomma ecco, riuscire a ribaltare nuovamente una parità così difficile fa capire anche l'importanza davvero della rosa a disposizione di Francesco Loi, che abbiamo intervistato grazie ai colleghi di Directa Sport a fine partita, quindi ce lo andiamo a sentire. È una vittoria importante per la classifica, come hai detto tu, perché giocavamo contro una squadra molto importante, terza in classifica. A noi serviva dare continuità ai risultati dell'ultimo periodo e soprattutto cercare pian piano, a piccoli passi, di tirarci fuori dalla lotta per non retrocedere, che è durissima. 3 settimane fa eravamo ultimi, adesso abbiamo preso un po' di spazio, ma la strada è veramente lunga in salita, come si diceva dall'inizio. Però devo fare i complimenti ai ragazzi, perché è un mese che siamo in grandissima difficoltà, abbiamo 10 giocatori fuori ogni domenica, stiamo giocando con tanti under che stanno dimostrando di essere diventati giocatori di categoria, stanno facendo la differenza. E oggi c'è stata la prova del gol di De Muttis, che comunque è al primo gol stagionale, e ci fa piacere prima di tutto aver vinto, ma poi soprattutto aver tirato fuori un po' gli attributi nel momento di difficoltà più grosso. È un cambio tattico a 2 minuti dalla fine. C'era la necessità di metterci meglio dietro, perché loro sono passati a 3, hanno messo 4 attaccanti, noi abbiamo inserito un difensore esterno, siamo passati a 5, Mascia ci garantiva più ripartenza, Villa rientra da un mese di infortunio, ci ha dato il suo contributo per 5 minuti, è un ragazzo esperto, più facile far capire un cambio tattico dopo 3 minuti a un ragazzo esperto che magari dare una mazzata a livello morale a un giovane. Però ci tengo in modo particolare oggi a dedicare questa vittoria a Mister Carta, che ha avuto un problema di salute abbastanza serio. Gli stiamo tutti molto vicino e vogliamo dedicargli questi 3 punti, perché sono frutto soprattutto del suo lavoro. Ecco, ovviamente anche noi ci uniamo, insomma, agli auguri a mister Antonio Carta. Queste le parole Ma anche ha detto che lui ha ragione, gran parte del merito è di Carta, non l'ha detto così per caso, perché con tutte le partite che ha fatto l'ha squalificato lui nella sua carriera. Carta ha gran parte dei meriti, infatti non vediamo l'ora di rivederlo in campo il mister con lui squalificato, non ce ne vogliamo stare. Ovviamente sì, davvero tanti auguri a mister Carta. Andiamo a sentire invece anche le parole di Marco Nappi, sicuramente con un umore diverso rispetto a Francesco Loi, dopo insomma questa beffa finale subita dalla sua Zacchena, che comunque insomma era riuscita a tenere a bada anche il Sorrento capolista fino a stamattina, che ha pareggiato solo al 96esimo minuto. Andiamo. È una partita che lascia l'amaro in bocca, soprattutto per come è venuto il pareggio, un altro pareggio al 100°, non lo so quanto era. Mi viene da ridere perché sono molto demoralizzato, ma non demoralizzato sul piano della squadra. Io l'ho detto l'anno scorso con la Nuova Florida, la squadra è una squadra che quando mette in campo quello che ha, la grinta, la voglia e l'aggressività, può far male a chiunque. Oggi l'abbiamo dimostrato. Oggi per me è una partita vinta perché ci sono state situazioni di gioco, calcio d'angolo finale che mi dicono che non c'era, la partita era finita, non riesco a digerirla sinceramente, però
voglio fare un plauso ai miei ragazzi di non mollare, perché siamo lì, mancano ancora 8 partite, dobbiamo guardarci sotto e dobbiamo guardarci sopra, perché io sono un ambizioso, non sono un traghettatore, non mi accontento di niente. Oggi veramente la vittoria era alla nostra portata, abbiamo messo in difficoltà una squadra che ha 51 punti, che si sta giocando il campionato, e questo mi dà ancora più voglia per ricominciare già da martedì, per andare a affrontare le altre 8 partite che mancano alla fine. Il bicchiere oggi era pienissimo perché abbiamo fatto una partita incredibile, aggressivi, corti, una partita, io penso che sia stata la partita più bella dell'Arzachena, assolutamente la più bella, con determinazione, grinta. Ai ragazzi gli avevo chiesto questo e mi hanno risposto alla grande. Venivamo da 2 prestazioni con atteggiamento non bello, questo l'ho detto, l'impegno c'è sempre, questo ci mancherebbe, però non manca niente, manca soltanto un pizzico di fortuna, perché è una partita, questa qui era una partita da 3 punti meritati, perché abbiamo giocato contro una grande squadra, una squadra che fa i cambi e non cambia niente, perciò i giocatori uno più forte dell'altro, e se sono lì hanno il loro merito, però oggi era una partita che meritavamo noi assolutamente. Ecco, nonostante la presenza di Talismeo, cioè ovvero Andrea Olmeo ad Arzachena, però si è beccato comunque la partita più bella dell'Arzachena per Nappi da quando è ad Arzachena, esatto. Quindi comunque cade sempre in piedi Andrea Olmeo. Io comunque impazzisco per le classifiche di Nappi. L'altra volta c'era lui che vedeva fosforescente solo l'Arzachena, per lui questa è vinta. Non so se poi farà ricorso l'Arzachena in Lega per avere 2 punti in più. Siamo sicuramente convinti che aver visto Andrea Olmeo comunque gli abbia addolcito in qualche modo il dispiacere di questa sconfitta. Abbiamo detto della brutta sconfitta dell'Atletico Uri e dell'Ilva Maddalena contro il Nola, entrambi in silenzio stampa, quindi non abbiamo contributi video dai loro campi. In casa Maddalena, in chiusura, proprio faccio un passaggio in 20 secondi, perdi lo scontro diretto contro il Nola, aia. Sì, un Nola che tra l'altro nell'ultimo periodo insomma sta aumentando i giri e che insomma si sta tirando fuori dalla zona caldissima. Chiusura sul basket, caro Roby, abbiamo detto della Dinamo maschile che ieri ha vinto 90-81 contro la Reyer Venezia di Marco Spissu. Oggi, a proposito di Talismeo, che di solito porta sempre bene alla Dinamo Woman, oggi non c'era perché la Dinamo Woman giocava a San Giovanni. Brutta sconfitta, 83-49, chiedo scusa, per la squadra di Restivo, che si ferma dopo 8 vittorie consecutive. Ci può anche stare ogni tanto una sconfitta così per poi riprendere a giocare. Restivo, dalla prossima si portano Talismeo in valigia. Esatto, sì, Talismeo che tra l'altro mi ha lanciato la maledizione sul fantacalcio, spero comunque di riuscire a essere più forte anche della sua maledizione. Va bene Roby, chiudiamo questa diretta ringraziando come sempre Marcello Mura in regia, tutti coloro che ci hanno visto e che ci rivedranno poi ovviamente su tutti i vari social, anche in TV. Come sempre appuntamento a domani, Cagliari Social Arena, ore 19, per parlare di questo ennesimo pareggio del Cagliari, questa pareggite dei rossoblù di Ranieri. Insomma, ci sarà tanto di cui parlare. Grazie davvero a tutti, alla prossima, buona serata. La TechFind si occupa di distribuzione industriale e consulenza tecnica specialistica nei settori chimico e petrolchimico, impianti di produzione energia, impianti alimentari, acquedottistica e depurazione. Nella TechFind troverete un partner esperto e un broker industriale competitivo ed affidabile. La TechFind potrà esservi utile nell'approvvigionamento di filtri, pompe, strumentazione industriale, valvole e in generale di qualsiasi apparecchiatura industriale. TechFind. You search for tech we find. Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dinicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com.